Primo video di questo nuovo anno 2022, parliamo di previdenza complementare, logicamente. Lo facciamo con gli esperti di Solidarietà Veneto e allora il saluto e l'augurio di buon anno al direttore Paolo Stefan. Buongiorno direttore. Buongiorno e buon anno, seppur un po' tardivo, a te e a tutti quelli che ci vedono oggi video, insomma, non solo radio come altre volte. Esatto, e ricordiamo anzi che chi volesse interagire per porre magari delle domande, delle questioni, può logicamente farlo con le indicazioni che potete vedere dal vostro video. Allora, direttore, ci dà delle buone notizie riguardo, poi parliamo magari di questo 2022, però i risultati, ecco, l'inizio dell'anno è sempre un po', sì, di previsioni, ma anche e soprattutto di bilanci del 2021. Allora, come sono andati i risultati finanziari, che poi è quello che è la cosa che i nostri utenti, i risparmiatori di Solidarietà Veneto e chi potenzialmente magari sta pensando di aderire al vostro fondo pensione ha piacere di sentire da lei. Sono notizie positive, direttore? Sì, direi che sono notizie sicuramente positive, in quanto i risultati finanziari su tutti e quattro i comparti di Solidarietà Veneto si sono confermati anche nel 2021 in linea, se non superiori alle aspettative che ormai 3 anni fa il fondo, attraverso la definizione del proprio documento sulla politica di investimento, si era immaginato per questo triennio. Quindi veniamo di fatto da un 3 anni tutti e tre positivi, con risultati per certi versi sui comparti anche simili nel triennio, e con questo passaggio si chiude un periodo, perché poi tra l'altro alla fine dello scorso anno abbiamo approvato il documento sulle politiche di investimento, cioè il piano, diciamo, per gli investimenti per il prossimo triennio, e abbiamo potuto tirare le somme sul fatto che, insomma, le cose sono andate conformemente alle aspettative, anche se i risultati positivi sono stati trascinati da elementi diversi da quelli che noi ci saremmo aspettati. Ad ogni modo, tanto per dare qualche numero che forse agli ascoltatori interessa anche, anzitutto il comparto dinamico si conferma alla soglia del 9% di rendimento netto annuo, e di fatto nel triennio, in questo triennio disciplinato dal precedente documento sulle politiche di investimento, il rendimento medio è addirittura a doppia cifra, siamo sopra il 10%. Bene. Considerando che ci siamo passati attraverso Covid, il dato è sicuramente molto interessante ed è segno, ci fa capire quanto i mercati azionari siano cresciuti. Il dinamico, come sapete, ha una componente azionaria di poco superiore al 50%, quindi non è un comparto particolarmente aggressivo, ma ha tratto evidentemente beneficio dal buon andamento complessivo dei mercati azionari. Chiaramente prodotti più aggressivi, più rivolti al rischio, probabilmente in questo triennio hanno avuto anche performance migliori, ma l'atteggiamento di Solidarietà Veneto in questo senso è un po' sempre votato alla cautela. Comparto reddito supera il 4% netto, anche in questo caso anche il risultato nel triennio è nell'ordine del 4% medio netto annuo, per cui anch'esso superiore alle aspettative. Bene anche il comparto prudente, sul 3% su base annua e appena sotto il 3% su base triennale. Un po' peggio il comparto garantito, ma ahimè anche in questo caso in linea con le aspettative. Sapete che il comparto garantito TFR è il comparto che accompagna l'iscritto al fondo negli ultimi anni prima dell'uscita, prima del prelievo finale. Un comparto dunque di breve termine, a rischio molto ridotto, che investe prevalentemente in titoli di Stato. Sappiamo che i rendimenti dei titoli di Stato non sono più quelli degli anni 80 o 90, ma neanche di 5-6 anni fa, a dire la verità, ed ecco quindi che l'aspettativa per chi si posiziona sul garantito è di fatto la conservazione del capitale. Naturalmente nel fondo pensione la conservazione del capitale significa anche poter beneficiare talvolta del vantaggio fiscale nel caso dei maggiori versamenti o del contributo a carico dell'azienda se stiamo parlando di un dipendente, quindi è un qualcosina di più. Ma in generale, ecco, chiaramente se sono un ventenne o un quarantenne di sicuro il comparto garantito non è il più adatto al tipo di investimento. Quindi diciamo un anno e un triennio, non è mai... Non ci piace tanto guardare i risultati del fondo pensione nel singolo anno, no? È meglio misurare
l'andamento in un periodo più lungo, anzi varrebbe la pena di approfondire i risultati quinquennali, decennali, ecco, ma mi interessa adesso fare questa fotografia del triennio proprio perché si chiude questa fase del vecchio documento sulle politiche di investimento e si chiude bene perché trascinata da mercati finanziari azionari in forte crescita e anche mercati obbligazionari nei quali che in questi 3 anni hanno assistito ad un ulteriore ribasso dei tassi, per cui per chi aveva in portafoglio, come noi, titoli comprati prima con cedola più pesante, si è assistito a un innalzamento del valore, perché chiaramente tutti questi titoli diventano appetibili nel momento in cui i tassi si abbassano. L'incognita è il domani, perché con i tassi bassi e con i mercati azionari che vengono da 3 anni di forte crescita, ci si chiede, e il prossimo anno che cosa succederà? Che poi il prossimo anno si può per dire, ci siamo già dentro. Siamo già dentro. Un rialzo dei tassi che comunque è prevedibile, direttore, e l'inflazione può avere un ruolo in questo senso. Un'altra domanda, lei ci ha detto che logicamente andrebbero i dati valutati nel triennio, ma alla luce dei dati che ci ha dato nel 2021, dei risparmiatori si sono lasciati prendere, diciamo così, dall'euforia? Cioè avete dei dati, voglio dire, per chi passa magari dal comparto prudente al comparto dinamico, c'è stato uno spostamento in questo senso dei risparmiatori che hanno detto bene, posso guadagnare fino al 9%, il fondo pensione sta rendendo il 9%, metto i miei risparmi anch'io? Oppure la vostra consulenza, diciamo così, è riuscita diciamo così, a mettere un po' più cautela, mi sembra di capire, vero? Cioè di non lasciarsi prendere dall'euforia. Beh, diciamo così, è chiaro che un po' questo fenomeno si rileva, non soltanto quest'anno, anche lo scorso anno, 2 anni fa, e noi assieme ai colleghi sul territorio, ma anche qui all'Ufficio Funzione Finanza, siamo sempre particolarmente attenti a ricordare all'iscritto al fondo pensione che il fondo pensione è appunto uno strumento di risparmio a lungo termine e rincorrere questo tipo di fenomeni che hanno durata annua non è molto saggio nell'investimento previdenziale, occorre posizionarsi in relazione all'orizzonte temporale, cioè a quanti anni mancano la pensione. Abbiamo osservato peraltro, questo sì, un riposizionamento di alcuni iscritti che fino a un paio d'anni fa magari avevano scelto il garantito in ragione della ricca garanzia che contraddistingueva il vecchio mandato quando c'era ancora Cattolica Assicurazioni. Nel frattempo, magari essendo più distanti dal pensionamento, si sono ricollocati o sul comparto reddito o sul comparto dinamico in maniera assolutamente corretta. Quindi niente di eclatante, piuttosto ecco, molte persone si rendono conto che tirare la sorte, sfidare la sorte rincorrendo così intuizioni finanziarie in quest'ambito insomma non è forse il percorso adatto e scelgono piuttosto la tecnologia, lo strumento che noi chiamiamo PPI, percorso previdenziale ideale, per anzi dare un ritmo non più dettato dall'impulso individuale, dall'emozione, ma dalla tecnologia al cambio di comparto. Ecco. Mentre sì, guardando al futuro, introducevi questa domanda con la parola chiave, lo spauracchio del momento è indubbiamente l'inflazione. L'inflazione che mi riporta ai ricordi di quando andavo alle scuole medie e sentivo in famiglia mio padre così parlare di scala mobile, ricordi lontani. Penso che chi è nato un po' dopo neanche ci abbia questi ricordi, perché è la prima volta davvero che la sensazione è che questo fenomeno possa ritornare non in maniera temporanea, anche se molti dicono che potrebbe essere temporaneo questo tipo di fenomeno, ma noi non siamo del tutto convinti. Sappiamo che l'inflazione è il nemico numero 1 per chi risparmia, soprattutto in questo caso per chi risparmia a breve termine. Certo, potremmo anche dire che di fronte all'inflazione le banche centrali, la Fed negli Stati Uniti, la BCE in Europa potrebbero ad una certa altezza decidere di aumentare i tassi. Certo. Se dovessimo trovarci tra qualche mese o qualche anno con i tassi sulle nuove emissioni del debito pubblico incrementati, chiaramente per chi va a comprare titoli è un'occasione migliore di quelle che troviamo oggi sul mercato, ma per chi invece ha già comprato titoli, ecco, questo fenomeno comporta un costo, una riduzione di valore. Domani mattina trovi sul mercato un'obbligazione che ti rende il 4%, faccio per ipotesi, mentre tu ne hai in tasca una che rende il 3%, chi la vuole più? Quella che rende il 3%, perde di valore naturalmente, no? Quindi se facciamo il tifo per un rialzo dei tassi, dovremmo metterci nei panni di chi versa. Ecco,
Poiché davanti a noi abbiamo, come iscritti al Fondo Pensione Solidarietà Veneto, un'età media anche tutto sommato bassa, no? Di quarantenni che stanno ancora molto distanti dalla pensione, ecco che forse c'è la possibilità di contemperare le due figure. Da un lato siamo persone che devono difendere il loro risparmio, ma con le nuove contribuzioni potremo andare a comprare titoli che rendono di più, beneficiando peraltro del risparmio fiscale e quindi compensando i due aspetti. Chi invece si trova oggi in difficoltà è chi ha da difendere il risparmio nel breve termine. Banalmente, se lasci i soldi sul conto corrente che Certo. rendono zero, più ci sono pure i costi, con un'inflazione del 3%, tu l'anno dopo hai perso il 3% di potere d'acquisto. Direttore, abbiamo parlato di rendimenti. Allora, i rendimenti nel 2021 soddisfacenti. Parliamo delle coperture accessorie. Io so che chi sottoscrive chiaramente un fondo solidarietà Veneto può avere delle coperture accessorie. Domanda, queste coperture accessorie, mi viene spontaneo chiederle, erodono un po' il rendimento? Cioè, le pago in qualche maniera? E se sì, quanto le pago? Quali sono le coperture accessorie che voi potete offrire ai risparmiatori? Sì, beh, anzitutto diciamo che Solidarietà Veneto ormai dal 2014 offre anzitutto ai lavoratori che fanno capo ad alcuni settori, la moda, l'occhialeria, la chimica, l'energia, la ceramica, una copertura accessoria a quella principale. Beh, quella principale banalmente è verso denaro, voglio dietro una pensione integrativa. Accessoria perché? Perché nel caso di decesso o di invalidità permanente al beneficiario o all'iscritto che si trova in situazione di invalidità, viene riconosciuta una somma che va a completare quanto quel lavoratore, quell'iscritto già aveva versato e quindi ha maturato nel fondo. Puoi immaginare che il tappare questa falla è tanto più corposo e importante quanto più precoce sia l'evento Certo. negativo, diciamo, ecco, no? Quindi questa cosa per Solidarietà Veneto esiste oramai da qualche anno e ahimè abbiamo avuto occasioni nelle quali, vabbè, non abbiamo, che ne so, riportato in vita la persona che è venuta a mancare, però si è stati parecchio di aiuto per la famiglia, per i beneficiari, risolvendo anche qualche situazione complicata. Qual è la novità, diciamo così, che abbiamo da mettere sul tavolo in queste settimane? È il cambio di partner per quanto riguarda l'erogazione di questo servizio, perché abbiamo ultimato negli ultimi mesi dello scorso anno una gara e abbiamo selezionato Poste Vita, che offre una prestazione anche più ricca di quella che era presente precedentemente. Sul chi paga questa prestazione, come chiedevi tu Claudio prima, questo è un aspetto molto importante perché il punto di forza dei fondi pensione qual è? È proprio quello di mettere assieme tante persone, potendo andare a negoziare con i partner finanziari e assicurativi delle prestazioni a costo ridotto rispetto a quello che normalmente riscontrerebbe Certo, chiunque, io, chiunque, tu, qualche ascoltatore, se privato. andasse da solo a negoziare la stessa prestazione, come è normale che sia. Quindi in realtà il costo è molto basso e in questi settori che ti ho menzionato il costo non è neppure sostenuto dall'aderente perché il contratto collettivo di lavoro prevede che sia l'azienda a pagare una contribuzione, normalmente lo 0,2% del lordo, quindi mediamente 50-60 euro l'anno per ciascun lavoratore, ma lui non se ne accorge, il lavoratore il costo è contrattato dal sindacato e aziende ed se ne fa carico appunto l'azienda. Tenete conto che ci sono anche delle aziende nelle quali sono stati siglati degli accordi aziendali proprio che hanno esteso questo diritto a tutti i dipendenti di quell'azienda. Quindi diciamo è un valore prezioso, tanto per darti un po' l'ordine di grandezza. Il classico dipendente medio iscritto a Solidarietà Veneto con uno stipendio mensile di 1.400 euro netti su 13 mensilità, che è il nostro aderente medio, operaio, impiegato che sia, nel caso di decesso a 40 anni avrebbe la sua famiglia un beneficio in termini di integrazione superiore ai 100.000 euro che si aggiungerebbero a quanto lui ha già maturato. Quindi a fronte di costo zero, 50 euro per l'azienda ma zero per il dipendente, il beneficio è evidentemente corposo. Ovviamente se il decesso o l'invalidità si presentasse successivamente, non so, ai 50 anni, il periodo da coprire per mancata contribuzione è più breve, dunque la somma sarebbe più piccola. All'opposto, se viene a mancare un ventenne, naturalmente speriamo assolutamente di no,
la cifra, l'integrazione raddoppia, perché raddoppia il periodo di tempo che questa assicurazione punta a coprire. Per cui, insomma, è un'operazione questa che la contrattazione, non noi siamo andati a contrattare con le compagnie di assicurazione i prezzi, i costi, ma è un grosso beneficio per chi nelle aziende può contare su questo benefit, perché rappresenta in qualche modo la solidarietà del gruppo a beneficio di chi si trova in una situazione di forte complessità e disagio, insomma, ecco. Certo. Naturalmente, ecco, l'aggiunta è che queste categorie lavorative hanno il premio pagato a livello contrattuale dall'azienda, ma nulla vieta a qualsiasi altro dipendente iscritto a Solidarietà Veneto di attivare per suo conto le Ecco, prestazioni. infatti, ha un po' anticipato la domanda che stavo per fargli. Ok, nella contrattazione con l'azienda, però un singolo lavoratore può chiedere a voi di Solidarietà Veneto: non ho l'accordo con l'azienda, posso farlo con voi? E le condizioni che permetta sono similari? Sono similari sicuramente, diciamo che qui il premio non è uguale per tutti e paga l'azienda, è il lavoratore che decide quanto mettere di premio. Per esempio, se tu, Certo. Claudio, ti vuoi assicurare per 50 euro, avrai le stesse condizioni che ti ho rappresentato prima, ma se tu vuoi mettercene 100 di euro, ok, se sei di quarantenne, tu sei quarantenne, vero Claudio, no? Facciamo finta. Ecco, Come lei, come lei. Ok, raddoppiamo il premio in caso di decesso, tocchiamo ferro, non è il caso nostro, ma è quello del quarantenne, appunto, Certo. il capitale raddoppia. Viceversa, se voglio decidere di mettere un premio più sottile, il capitale si ridurrà. Naturalmente, nel caso della adesione individuale alla prestazione accessoria, il calcolo del premio è differente a seconda, diciamo così, della persona che si va ad assicurare, al di là della sua volontà, ma a parità di condizioni, il rischio relativo a un ventenne di decesso o di invalidità è molto più basso rispetto al rischio che connota un Certo. 48enne, un 50enne, un O un 60enne. 80enne. Per cui vanno un po' tenute Sì. conto queste considerazioni, ma il punto chiave è che poiché la questione è stata contrattata collettivamente, si tratta normalmente di prezzi più bassi di quelli che si troverebbero sul mercato. Direttore, dalla regia ci stanno facendo segni eloquenti, è molto interessante e mi piacerebbe continuare con lei con ulteriori argomenti, ma rimandiamo alla prossima puntata. Ricordo a chi ci sta seguendo in video che è possibile rivolgere delle domande al direttore Paolo Stefan con le indicazioni che vedete sul vostro monitor. Direttore, io la ringrazio molto, è stato veramente un grande piacere e la ringraziamo e siamo contenti per queste utili informazioni e anche positive che ci ha dato riguardo la chiusura del 2021 e speriamo siano altrettanto positive, se non ancora meglio per il 2022. Auguri, buon lavoro a lei, direttore, e a tutto lo staff di Solidarietà Veneto. Grazie a tutti gli ascoltatori e davvero speriamo di sentirci alla prossima con buone notizie anche per il 2022. Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da COVIP.